Angela, volontaria ADMO, da quanto? Dall'inizio? Dall'inizio. Come mai ti sei avvicinata a ADMO? Allora, noi siamo operativi da febbraio 2017. In quell'estate 2016 ricevo una telefonata da Roberta, che conosco da tantissimi anni, perché comunque io sono originaria di Marino di Piave, anche se adesso abito altrove, e mi chiama e mi fa: senti, ti andrebbe di far parte di un gruppo per ADMO? E non serviva che mi spiegasse cos'era. Io ho una figlia di 13 anni che a 2 anni si è ammalata di leucemia, quindi fortunatamente non ha fatto il trapianto, perché comunque è riuscita con 2 anni di chemioterapia a superare la malattia. Però so benissimo di cosa stiamo parlando e sapevo benissimo, insomma, di cosa si trattava. E davanti alla telefonata di un'amica che ti dice: mi dai una mano, cosa si può rispondere? Certo. E quindi gli ho detto: guarda, piena disponibilità, fammi sapere. All'inizio abbiamo avuto un po' di travaglio per riuscire a formarci, però poi insomma ce l'abbiamo fatta, ci siamo formati, abbiamo formato il gruppo, abbiamo trovato altri ragazzi che con noi hanno deciso di costituirlo e poi man mano, insomma, siamo cresciuti. Quindi posso dire, insomma, che ci sono dall'inizio, che ha supportato Roberta e anche lo scopo e il fine di ADMO dall'inizio, ma serenamente e con grande entusiasmo, perché insomma so di cosa c'è bisogno e so quanto è importante. Qual è la cosa più difficile? Per me la cosa più difficile è riuscire a far capire, non tanto ai ragazzi, che sono molto ricettivi, ma alle istituzioni o al territorio, l'importanza del messaggio del dono e il fatto che comunque non sottraiamo niente a noi per darlo a qualcun altro, anzi è un arricchimento. Quindi la mia difficoltà è a volte nel gestire il rifiuto o comunque l'indifferenza delle persone. Poi per il resto sì, sono sempre molto entusiasta, insomma, di tutto quello che possiamo fare e, insomma, sono contenta di supportare Roberta in tutte le varie iniziative che riusciamo anche a fare o dove veniamo invitati a fare, insomma. Ecco, con il Covid si è un po' fermato, si sono fermati gli eventi, però tu hai partecipato anche online a un webinar, se non Sì. sbaglio. Sì, ed è stato molto interessante perché comunque si parlava di comunicazione, che è un po', insomma, anche un po' il mio territorio, ma soprattutto è stato molto importante il confronto con i ragazzi, i volontari delle altre regioni, di altre realtà territoriali. L'Italia è un po' complicata da questo punto di vista, perché mentre altri stati come la Germania hanno un po' una cultura del dono, noi dobbiamo lavorarci ancora tanto come Italia, come territorio, come paese, quindi insomma è stato bello vedere anche la voglia, la volontà, la forza degli altri volontari di comunque, anche in una situazione come questa delicata, di portare avanti comunque il messaggio e anche tutte le attività che si possono fare, insomma. Per cui sì, è stato molto interessante, ho partecipato molto volentieri.